Eder McAllister. Il sacco nero. Se è stata trovata dentro un sacco nero non va bene, e molti si sono concentrati sul nero, ma vabbè. Poi adesso ho sentito meglio quella frase e dice se è stata trovata dentro un sacco nero non può essere infilata da sola o robe di questo tipo. E in qualche modo la frase ci sta, onestamente ci sta. Io ascoltando tutte queste dichiarazioni che sono state riprese nei tempi qua e là, io spero che le indagini che adesso sono riprese ci diano delle risposte. Io ho sempre detto, infatti mi dà molto fastidio che viene citato come l'amico speciale, l'amico intimo, l'amante. Bravo. Bisogna aspettarsi che venga Liliana a dire che questa storia è vera. Allora, per rispetto di Liliana, perché nel momento in cui Claudio dice che Liliana era la sua amante, dice automaticamente che Liliana era l'amante. E invito tutti i giornalisti, le televisioni, chi che si vuole, finiamola con questa storia dell'amico speciale, l'amico intimo, l'amante. Che venga Liliana a confermare che questo è stato. Bravo. Basta. Bravo. La storia dei sacchi neri è venuta fuori quando io fuori onda ho parlato di un sacco nero disteso nel bagagliaio della macchina di Claudio. Dopodiché non ne ho più parlato. Mi è tornato in mente, ho collegato un po' le cose quando mi sono reso conto che le cose che io avevo detto, avevo scritto e detto nelle interviste, non sopporto che Liliana sia buttata come spazzatura in un prato. Si sapeva che io avevo cercato attorno alla chiesetta abbandonata. Si mettono insieme le cose e continuo a dire che secondo me io ho scritto il copione e qualcuno ha eseguito il film, ha fatto la scena. E se a un certo punto io vedo questo sacco nero disteso nella macchina di Claudio, mi fa impressione, mi ha fatto impressione, cosa vi posso dire? Prima che il corpo venga trovato, no? Dopodiché io non parlo più di sacchi neri. E d'altra parte quella mia uscita sul sacco nero nella macchina di Claudio è venuta fuori intervista. Io aspetto che un giorno il signor Sterpin ci dica la verità, perché molto probabilmente Liliana non avrà accettato, non lo so, cosa gli avrà detto qualcosa. Mi piacerebbe sapere qualcosa di più. Veramente mi piacerebbe saperlo. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.